Conquistata la certezza matematica di disputare i playoff con il Salemi, l'Olimpia Agregas si appresta ad onorare l'ultima di campionato con i cugini del Gattopardo. Per certi versi si tratta di una partita drammatica per i padroni di casa, allenata da Pietro Alotto, che si salverebbe direttamente senza passare dai play-out se riusciranno a conquistare una vittoria con la compagine dei Templi. Chi insegue, in questo caso il Villabate, è infatti sotto di un punto, mentre sopra c'è il Camarat. Ed ecco la necessità dei palmesi di ottenere 3 punti in palio, anche perché il Villabate gioca in casa con il Salemi, che ha oramai la certezza di disputare i play-off. E l'ultimo responso per quanto riguarda a Vezza la composizione dei play-out, cui è condannata la Libertas Racamuto. Ritornando alla compagine biancazzurra, la squadra ha ripreso la preparazione, ma c'è grande fiducia per il futuro e si guarda con ottimismo allo scontro con il Salemi, che avverrà orientativamente domenica 28 aprile, quindi parliamo dopo Pasqua. Sarà la Lega Dilettanti a comunicare la data esatta, ma a prescindere la coda di campionato obbligherà la squadra ad allenarsi perché la stagione continua per un obiettivo stimolante.